In cosa consiste l'intervento? Allora, l'intervento consiste in una funzionalizzazione della vecchia caserma della Forestale, adesso in stato di disuso, per poter essere adibita a nuova sede della Croce Verde di Casarza Ligure, che era sino adesso in locali vicini, ma diciamo meno idonei rispetto a quella che è una crescita che auspichiamo per questa realtà che abbiamo sul territorio e che è molto importante dal punto di vista, diciamo così, dell'aiuto che può dare ai nostri cittadini, del punto di riferimento che offre e di tutto quello che rappresenta un po' Croce Verde sul nostro territorio sostanzialmente. Quali sono i costi dell'operazione? Allora, l'operazione prevede un investimento totale tra le aree interne e le aree esterne, quindi tra l'investimento fatto su fabbricato e quello che verrà fatto sulle aree esterne di circa 160.000 euro, perché è prevista anche una riqualificazione della zona antistante in modo da ridare un po' di dignità a tutto quello che è complesso di Villa Sottanis. Oltre alla sede della Croce Verde ci sarà un luogo dedicato all'AS 4 Chiavarese, dove si potranno fare dei servizi pubblici per la comunità non solo di Casarza. Noi pensiamo, ma stiamo contattando comunque la direzione dell'AS 4, di dare la possibilità alle persone indigenti di avere dei servizi all'interno di quest'area. Oltre alla nuova sede, com'è possibile sostenere la Croce Verde? Sì, approfitto di questo spazio per dire che è in corso la raccolta fondi per l'acquisto di una nuova ambulanza per i nostri militi, quindi sarebbe il nostro sogno quello di inaugurare il nuovo polo sociosanitario con la nuova ambulanza. Invito tutti coloro che hanno la volontà di fare questa buona azione a rivolgersi alla nostra Croce Verde in via Nuti 40.